Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentrovati. Oggi parliamo di errori, strategie, minacce, tutto ciò che potrebbe mai verificarsi nelle vostre partite, ma anche nelle mie, così in quelle dei giocatori molto più forti di noi, e cerchiamo di analizzare insieme le principali situazioni e i principali errori. Sappiamo che in questo processo di crescita, quando un giocatore vuole migliorare, prima di tutto è importante fare una sorta di autoanalisi, essere un po' autocritici e cercare dunque di trovare le migliori soluzioni possibili. La posizione iniziale non ve la spiego, la conosciamo chiaramente molto bene, e iniziamo ad analizzare possibili errori che si possono verificare in apertura. Dobbiamo dire che probabilmente, tenendo sotto controllo una decina di possibili errori che spesso il giocatore amatoriale commette in apertura, vi assicuro che il vostro livello aumenterà. Il salto di qualità è lì dietro l'angolo e quindi cerchiamo di fare attenzione. Un errore tipico durante il corso della partita è quello di muovere più volte lo stesso pezzo, oppure un altro errore tipico è quello di dare con molta facilità un pezzo che abbiamo già sviluppato per un pezzo avversario che si trova ancora lì nella casa di partenza. La struttura pedonale che abbiamo di fronte prende il nome, dà il nome all'apertura, che chiaramente è quella del sistema Colle, a volte conosciuto come sistema di Londra, dipende un po' dallo sviluppo dei vari pezzi, e quindi un errore tipico che potrebbe commettere qui il bianco è chiaramente prendere questo alfiere senza pensarci troppo, boom, catturare quel cavallo. Ovviamente questo è un errore. Vediamo un altro errore tipico. Immaginiamo che abbiamo raggiunto la fase di medio gioco. Quando ci accorgiamo di essere in quella fase, semplicemente quando abbiamo messo il nostro re al sicuro e il nostro avversario ha fatto lo stesso. A questo punto dobbiamo essere lì pronti a cercare degli obiettivi che a grandi linee sono sempre gli stessi e tendono a ripetersi. La conquista del centro. Se non ho chiaro bene cosa fare, cerco di portare i miei pezzi lì verso il centro, e sicuramente un altro dettaglio molto importante potrebbe essere cercare di creare quel famosissimo concetto di cui mi avete sentito parlare in altri video, ossia il concetto di armonia. Tutti i pezzi, o meglio, un gruppo, una parte dei nostri pezzi, devono fare qualcosa, però lo devono fare insieme. Un errore tipico a volte è che durante il corso della partita io, senza dare priorità magari alla Rocco in questo caso, prendo il mio pezzo e chissà, magari lo muovo un'altra volta. Questo è un errore, prima di tutto perché è un pezzo che già avevamo mosso, e ancora un dettaglio molto più importante: il nostro re si trova ancora al centro della scacchiera. Non prendiamo iniziativa finché non abbiamo capito il ruolo del nostro re e finché non abbiamo a grandi linee chiare le intenzioni del nostro avversario. Un altro errore che si potrebbe verificare durante le vostre partite, perché dico le vostre? Perché io già questi errori li tengo sotto controllo. Un altro errore che si potrebbe verificare durante le partite è senz'altro quello di essere molto ingordi. Mi spiego meglio. Immaginiamo che durante la partita io ho la possibilità di catturare dei pedoni del mio avversario, oppure magari decido di creare un fianchetto e poi a un certo punto cambio la mia strategia e dico: ok, il mio fianchetto è fantastico, l'ho già creato, il mio alfiere è diventato fortissimo, adesso voglio anche rafforzare il centro. Attenzione, quando voi avete un alfiere di fianchetto, tendenzialmente il vostro pedone che si trova lì vicino al centro, quindi in questo caso il pedone della colonna E, dovrebbe restare il più possibile nella sua posizione iniziale. Per quale motivo? Perché qui il bianco contento vi gioca questa mossa e come direbbero magari a Roma o comunque da altre parti, ciaone, purtroppo questo re resterà tante altre mosse lì al centro della scacchiera, e questo chiaramente è qualcosa da evitare ed è qualcosa di molto negativo. Un'altra
posizione che vi propongo è questa qui. Sono già state giocate poche mosse, semplicemente una mossa, 2 mosse, 3 mosse, e quindi in questa posizione abbiamo già creato il primo sviluppo, il primo setup possibile, che è quello della mossa dell'arrocco. È molto importante cercare di arroccare, perché il re al centro è sempre soggetto dagli attacchi possibili da parte del vostro avversario. Il gioco degli scacchi è un gioco di fastidi. Se io rendo così facile la possibilità di attaccare il mio avversario, chiaramente dalla parte sua sarà molto contento di ritrovarsi a giocare contro un re al centro. Quindi sicuramente la rock è la mossa migliore, e allora dimenticate, non so, mosse del genere, cercare di attaccare quanto prima. È chiaro, anche questa potrebbe essere una possibilità. Voglio attaccare quanto prima, voglio prendere iniziativa, ci sta, così come ci starebbe giocare anche questa mossa, che è quella che si chiama fegatello oppure sistema Traxler. Senza entrare troppo nel dettaglio, se siete in una fase di crescita, quindi se ancora non avete tante nozioni di teoria, non avete maturato esperienza, dimenticate tutte queste mosse, cercate di mettere il vostro re al sicuro e poi più avanti cercate di impostare il vostro gioco lì verso il centro. Se invece avete esperienza, ok, attacchiamo subito come se non ci fosse un domani e poi vedremo un po' come va. Dunque, in una posizione del genere, a un giocatore con un livello amatoriale, sconsiglierei senz'altro questa spinta. Giocabilissima per giocatori che hanno esperienza, però questa rischia di ritardare lo sviluppo del nostro re. Vediamo un'altra posizione. E in questa posizione su cosa potrebbe andare l'attenzione? Direi che l'attenzione va senz'altro sui pezzi della scacchiera che il bianco è riuscito facilmente a sviluppare. In questa posizione il bianco è contento e felice perché realmente ha portato tutti i pezzi in gioco, tutti e 4 i pezzi leggeri che abbiamo, quindi 2 alfieri e 2 cavalli, stanno facendo qualcosa. Sono tutti protagonisti, direi, al centro della scacchiera, se non direttamente, anche indirettamente. Questo alfiere comunque sia inchioda un cavallo che a sua volta difendeva il centro della scacchiera. Il nero qui sta malissimo. Ok, probabilmente non è una posizione persa, però vi dico che realmente sta male. Perché il nero è riuscito a raggiungere una posizione così negativa in apertura? Perché probabilmente ha perso troppo tempo e troppe mosse muovendo pedoni. Ricordate dunque, consiglio pratico, non muovete troppi pedoni in apertura. Andiamo avanti. In questa posizione l'errore tipico che individuo, considerando questa spinta in D4, direi che l'errore è aprire il centro finché il nostro re si trova al centro. È come se stiamo invogliando il nostro avversario. Fatti sotto, vediamo un po' se riesce ad attaccarvi. Ok, se io aprissi la posizione guadagnando mosse contro quest'alfiere, c'è una confutazione concreta, perché dopo la cattura lo si ritrova dal nulla questa coordinazione. Ma anche se non avesse questa coordinazione, l'apertura del centro è sicuramente sbagliata. Quindi apriamo il centro soltanto se il nostro re è al sicuro. Vediamo un'altra posizione dove individuo un arrocco, un errore tipico che potrebbe essere questo: cercare di farci prendere dalla frenesia di attaccare il nostro avversario, e a volte questa frenesia potrebbe portare posizioni dove la nostra attenzione magari va su attacchi momentanei immediati. Io prendo il mio cavallo, lo sposto qui e attacco subito la donna. Però la domanda un po' più profonda potrebbe essere: realmente è qualcosa di positivo? Realmente mi serve un cavallo in quella posizione che attacca la donna? Perché se al momento sto creando una minaccia, poi magari lui dopo l'attacco riposiziona la donna verso il centro e mi ritroverò con un cavallo spiazzato. Ok, quasi sempre cercare attacchi immediati è qualcosa di negativo, e quindi io ve lo sconsiglio e vi invito magari a costruire una strategia un po' più concreta. Gli obiettivi principali sono sempre 3: conquistiamo il centro, aumentiamo il controllo del centro e poi, se ce la facciamo, riusciamo a creare
quel famosissimo e armonico concetto appunto di questa armonia. Tutti i pezzi devono iniziare a fare qualcosa. Spero di avervi dato qualche dritta e appuntamento al prossimo video. Questa serie di errori e consigli continuerà. Ciao a tutti, ci vediamo qui su Matto Scacco.